Nell'ambito del quarto meeting del coordinamento regionale dei giovani veneti nel mondo e del comitato giovani veneti all'estero, che si è svolto all'isola veneziana di San Servolo, c'è stato un incontro dibattito all'Union Camere, struttura presieduta da Federico Tessari. Lo scopo è stato quello di far conoscere le peculiarità del Veneto e le attività del sistema camerale e imprenditoriale regionale. Un gruppo di giovani neoimprenditori nel proprio paese, giunti da Venezuela, Uruguay, Canada, Argentina, Sudafrica, Ontario e Nuovo Galles, ha ben recepito una serie di preziose informazioni fornite da alcuni presidenti delle associazioni produttive venete, cioè di Confindustria, Coldiretti, Confapi, Confartigianato, Federalberghi, Confcommercio e delegati dei giovani agricoltori, tutti giovani manager. In che maniera voi pensate che possiamo aumentare questo numero qua, sia di che maniera possiamo sviluppare altri progetti con i nostri paesi all'estero? Molti di noi hanno aziende che si stanno affacciando effettivamente all'export perché producono, non so, dai rubinetti o tante cose, hanno provato in Dubai, in Cina, in India, quindi verso l'export senz'altro c'è un'attenzione e questa attenzione senz'altro ce l'avete anche voi. Vengo da Sudafrica, come tanti dei paesi, un paese del terzo mondo, e che l'Unione Europea, che sono molto abbastanza severi adesso, vogliono tenere l'agricoltura solo nell'Europa, non vogliono importare tanti prodotti agricoli dal nostro paese. La risposta mia è molto semplice e sta nell'essere in quello che noi rappresentiamo. Allora, noi siamo giovani, prima di tutto. Ci portiamo avanti l'esperienza sicuramente positiva dei nostri padri, dei nostri nonni, eccetera, che hanno costruito quello che noi adesso abbiamo. Però le cose sono cambiate e cambiano continuamente a una velocità allucinante. Quindi io ho le qualità, ho l'eccellenza del Veneto, ho i rappresentanti del Veneto nel mondo e devo contattare voi. Come voi dovete contattare noi, dobbiamo cercare delle sinergie tra tutte le associazioni di categoria per sviluppare. Il Veneto iniziò un percorso che portò la sua economia verso un modello industriale basato sulla piccola impresa. Lo scambio di informazioni sulle esportazioni, sui prodotti made in Veneto, sui servizi per l'internazionalizzazione del sistema camerale. Sono stati questi i punti di interesse manifestati dai giovani veneti provenienti dall'estero. È stato un arricchimento di conoscenze su produzioni, brevetti, punti di eccellenza, supportati da ricerca e innovazione. Durante l'incontro, organizzato in collaborazione con l'assessorato regionale ai flussi migratori, alla riunione è intervenuto il direttore Egidio Pistore. Si è parlato anche di due progetti, Itaca e eYouth, che interessano i rapporti Italia-Canada, e un percorso di formazione avanzata online dell'Università Ca' Foscari di Venezia, rivolto al Comitato dei Giovani all'estero.